ed è dal Ponte Longo di Murano che inizia la nostra avventura di Made in Veneto, alla scoperta questa volta del vetro artistico di Murano. Quindi conosceremo le lavorazioni, conosceremo i maestri artigiani, faremo una scoperta interessantissima perché si tratta di prodotti unici nel loro genere che vengono tutelati e riconosciuti da un consorzio. Quindi seguitemi e entreremo in una fornace. Ed è solo qui a Murano che noi possiamo entrare in una vera fornace e conoscere, attraverso le parole del presidente del consorzio Promo Vetro di Murano, Luciano Gambaro, grazie di aiutarci, conoscere le caratteristiche di questo vetro artistico, quali sono le peculiarità, quali sono i segni identificativi, come riconoscerlo come prodotto unico a livello mondiale. Allora, intanto vi ringrazio di essere qui. Allora, il vetro di Murano è una tradizione ormai millenaria, si parla di vetro ormai da 1000 anni, che risiede in questa isola da più di 1000 anni. Il vetro negli ultimi anni ha avuto un grosso problema di contraffazione. Allora le attività produttive dell'isola, insieme alla Regione Veneto, Comune di Venezia e Camera di Commercio, hanno deciso di fare un marchio di salvaguardia e tutela, che qui lo vediamo rappresentato, è il marchio Vetro Artistico di Murano, che viene dato in gestione ai produttori dell'isola di Murano. Quanti sono circa? Allora, che fanno parte di questo consorzio, che hanno il marchio, sono circa una cinquantina di aziende. Segni identificativi, come a parte il marchio apposto sul vetro, rigorosamente c'è un disciplinare molto rigido che tutela il consumatore ma anche il produttore, l'artigiano. Sì, assolutamente, questo ha questa doppia valenza, sia di tutelare e salvaguardare le attività produttive di Murano, questa tradizione ormai millenaria come dicevo prima, ma soprattutto di dare in maniera chiara, evidente e trasparente un segnale al consumatore finale che solo comprando questo un oggetto che riporta questo marchio, questa etichetta, ha la certezza, la garanzia matematica che il prodotto abbia origine in quest'isola. Perché è così straordinario questo prodotto? Quali sono le fasi produttive salienti che lo contraddistinguono? La lucentezza, il vetro, le caratteristiche, perché? Il vetro di Murano è il vetro artistico mondiale per antonomasia, nel senso che è il numero uno dei vetri artistici al mondo. Questo perché durante la sua millenaria storia ha fatto sì che questa tradizione crescesse e prendesse delle vie diverse, per cui adesso nell'isola di Murano si producono migliaia di prodotti, dai vasi ai lampadari, agli specchi, ai bijou, che sono assolutamente unici, assolutamente diversi e soprattutto hanno un valore artistico, un valore diciamo proprio estetico che sono straordinario. A livello mondiale ci sono delle fasi produttive salienti, dopo noi vedremo entrando direttamente in una fornace. Quali sono? Dunque il vetro comincia con la sua creazione, nel senso come si fa il vetro durante la notte, lo si inforna, il vetro principalmente è fatto di sabbia e soda, vengono caricati i forni, alla mattina il vetro è pronto e i maestri, come vedremo in una fase successiva, iniziano la lavorazione che dopo, dipendentemente dall'oggetto, può durare pochi minuti come anche addirittura alcune ore. In una fase successiva poi deve essere messo in un forno particolare che si chiama tempera o muffola, dove viene riportato a temperatura ambiente, perché un oggetto ha all'incirca 600-700 gradi, viene riportato nell'arco di 24 ore a temperatura ambiente. Qui una volta uscito viene rifinito, controllato, ricontrollato, imballato e spedito in tutto il mondo, perché questo è importante sapere, che il vetro di Murano è ambasciatore non solo di Venezia ma di tutto il Veneto in tutto il mondo, perché entra nelle più belle case, nelle più belle residenze, nei più bei alberghi e nei più bei musei. Da sempre. Un'altra cosa molto importante sono anche le colorazioni di questo vetro straordinario, difficilmente riproducibili. Come si ottengono? Si ottengono attraverso la miscelazione prima di essere infornato, e il vetro appunto, che è di base, la base essenziale è la sabbia e la soda, poi con l'aggiunta di vari minerali, di
di altri elementi chimici, prende tutte le colorazioni che voi poi qua potete in parte ammirare, perché noi siamo solo una piccola parte della straordinaria e molteplice diciamo possibilità di oggetti, di colori, di tecniche che si possono trovare a Murano. Grazie Presidente. Allora il nostro brevissimo e succinto viaggio nel mondo del vetro artistico di Murano, unico nel suo genere, ma vale la pena di vederlo e toccarlo con mano perché è qualcosa di straordinario, termina così. Non terminano i nostri appuntamenti, io vi aspetto alla prossima puntata, alla scoperta delle cose stupende dal punto di vista artistico che i maestri artigiani del Veneto sanno produrre in modo unico e irriproducibile. Grazie.